Effetto Covid-19. Lo svilupparsi del contagio nella nostra regione e nel paese sta portando a conseguenze pesanti sull'economia. Al palo l'import-export, ma anche il turismo, la ristorazione. A lanciare l'allarme sono le associazioni di categoria, in primis la Confartigianato. Io ho l'allarme da parte degli artigiani che operano nel settore della moda di tutta la regione, che non hanno la materia prima. Metà dei tessuti e dei filati, oltre la metà, arrivano dalla Cina e questi stanno esaurendo il magazzino, stanno facendo recuperare ferie ai propri dipendenti, stanno facendo un po' di pulizie, stanno un po' diluendo la produzione, ma ormai a ore quelle produzioni si fermeranno con la chiusura di queste imprese. Settore dei trasporti, analoga situazione, non ci sono trasporti, non si possono andare in determinate zone, non vengono ricevute le merci se provengono dal Veneto o dalla Lombardia e la situazione sta veramente evolvendo in maniera negativa, oltre che tutto quel settore che ha a che fare col turismo, che ha un 90% oggi di cancellazioni di prenotazioni sia per le zone montane sia per le zone marine. Le misure stringenti adottate per il contenimento del contagio hanno stretto in una morsa anche l'economia, rimarcano gli artigiani. Serve non andare in ordine sparso. Che ci sia anche un coordinamento nazionale, non può essere che ogni regione decida quello che si deve fare, che poi nascono magari anche delle competizioni su chi è più bravo, e soprattutto anche Lombardia e Veneto dovrebbero, ormai siamo un unico, no, continuiamo a dire che il triangolo industriale che parte da Milano, passa per Venezia e arriva a Bologna, ritorna a Milano, è quello che sta trainando l'Italia, che ha un'importanza rilevante economica anche in tutta quella che è l'economia europea. Beh, qui dovrebbero esserci dei provvedimenti comuni con anche delle proposte poi che devono far fronte a quelle che sono le situazioni di enorme disagio economico che si stanno verificando ora dopo ora. Ritornare ad una sorta di normalità al più presto è questo che chiedono, altrimenti. Si spera poi che questa sorta di embargo chiuda nella prima istanza, ossia all'1, al 4, al 5 di marzo, ma che non continui, altrimenti ci sarà la paralisi di questo Paese.